Positivo il bilancio della 3 giorni di Forza Italia che si è svolta a Mazara del Vallo. È stato straordinario vedere in queste 3 giornate oltre 1000 accrediti, era presente la deputazione regionale e nazionale, insieme alle delegazioni delle singole province, gli amministratori locali, molti imprenditori e professionisti. Davvero un grande momento di un partito e di una comunità politica che crede nei propri valori e che ha anche delle responsabilità notevoli nella rinascita e nel riscatto nella nostra regione e del nostro paese. Questo quanto ha affermato il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè, quindi in collegamento con il leader di Forza Italia Berlusconi, che ha affermato alla propria platea presente a Mazara del Vallo: complimenti per la kermessa, avete rivendicato l'identità e i valori del partito. Forza Italia centrale nel governo del paese, continua Berlusconi. Eccolo, Presidente, buongiorno. Allora Gianfranco, complimenti anche da parte mia, mi hanno telefonato in tanti, mi hanno detto che è venuta fuori una bellissima convention e quindi vi faccio tanti complimenti e mando a tutti voi un saluto davvero affettuoso. E sono stati 3 giorni nelle quali avete rivendicato l'identità di Forza Italia, l'orgoglio dei nostri valori, l'orgoglio della nostra coerenza, l'orgoglio della nostra storia. Forza Italia, lo sapete, è una grande forza politica nazionale che al Sud ha ottenuto e continua ad ottenere molti dei suoi risultati migliori. Questo centrodestra in Italia lo abbiamo inventato a noi nel 1994 con la nostra discesa in campo, discesa che ha cambiato per sempre i connotati della politica nel nostro Paese. Il futuro, io ne sono sempre più convinto, è e sarà dell'unica forza politica che sappia rappresentare in Italia le idee liberali, i valori cristiani, la fiducia nell'Europa, la cultura delle garanzie per tutti i cittadini. E questa forza politica siamo noi, si chiama questa forza Forza Italia. La crisi sanitaria ed economica senza precedenti ci ha imposto soluzioni straordinarie, ci ha imposto cioè un governo di unità nazionale per il quale ogni forza politica ha responsabilmente messo da parte i temi identitari, i temi più divisivi. E i risultati, lo vedete, sono eccellenti. Noi siamo i primi sostenitori di questo governo, che del resto ha seguito e continua a seguire molte delle nostre proposte. La campagna vaccinale fin qui è stato un grande successo e insieme al Green Pass, che io preferisco chiamare col suo vero nome per quello che cos'è, certificato sanitario, ha consentito finora di controllare la quarta ondata della pandemia. Farà il candidato alla regione chi più lo merita, sarà candidato alla presidenza della regione certamente una persona che è quella più voluta dalla gente. Ognuno ha le sue idee da questo punto di vista. Ci sono alcuni nostri partiti che ritengono che le persone più siano sovraniste e più piacciono. Ce ne sono altri, come me, che ritengono esattamente il contrario, ma non ha importanza. Siamo una coalizione con alcune contraddizioni, ma con tanti punti in comune, con tanti punti di vicinanza, per cui è su quelli che baseremo la nostra forza. Chi sarà il candidato lo vedremo, ripeto, io sono molto fiducioso perché comunque dobbiamo vincere. Comunque dobbiamo andare tutti insieme. Le ultime dichiarazioni del Presidente Musumeci mi hanno molto soddisfatto, ha finalmente abbandonato quell'idea un po', come dire, un po' arrogantella sul fatto che sono candidato punto e basta, si è messo anche lui nelle mani dei partiti e secondo me è la cosa più bella che può succedere. Stiamo lavorando affinché il governo della regione siciliana, la Sicilia, riesca a partecipare con le carte in regola a questa nuova fase che si apre per il Paese, che è quella del PNRR. Il nostro lavoro in queste settimane è dedito a dare alla Sicilia, ai siciliani, soprattutto ai giovani, la possibilità di poter entrare nella pubblica amministrazione. Oggi la regione siciliana ha tantissimo bisogno di nuove energie, di nuove intelligenze
E in questo senso, e con la finanziaria siciliana sono stati finanziati 300 figure di tecnici esperti per dare un supporto importante alla pubblica amministrazione regionale e ai comuni. E dall'altro lato, come governo della regione siciliana, stiamo partecipando anche ai cosiddetti 1000 esperti del DPCM nazionale, di cui circa 83 saranno destinati alla regione siciliana e ai comuni della regione siciliana, appunto affinché i comuni possano partecipare alla progettazione del PNRR. Si apre una fase, una stagione assolutamente nuova, una stagione nella quale ci dobbiamo mettere diciamo, dietro le spalle la fase del ripianamento e del risanamento finanziario e la fase nuova nella quale andare a modificare l'accordo Stato-Regione che ancora vincola la possibilità di nuove assunzioni da un lato e dall'altro lato appunto l'apertura della pubblica amministrazione ai giovani di cui questa terra ha grandissimo bisogno.